Gentili amiche e cari amici, buongiorno da Andrea e da Domenica che barba il 3 di marzo e la primavera non è ancora arrivata, ma abbiamo scavallato quello che sembra essere ancora un inverno non terminato. Il tempo non è convinto, ma si sente già un pochino il profumo del cambio. E voi come state in questa settimana che è stata arricchita di purtroppo aspetti piuttosto preoccupanti sull'aspetto geopolitico? Intanto bagniamo e facciamo un pre-barba per una rasatura fatta ieri malamente, perché mi sono accorto all'ultimo momento, leggendo la notizia, che si chiudeva il convegno di Bruno Vespa, il suo forum in masseria, l'annuale diciamo, evento che riunisce personalità della politica e dell'imprenditoria a Saturni alle Terme. Andiamo a fare intanto il pre-barba e lo Schoolman, ma prima dello Schoolman abbiamo l'Alessios Solution, eccolo qua il pre-pre, e allora salutiamo intanto l'amico Alessio ringraziandolo e andiamo a preparare il fondo, perché ieri, non potendo presentarmi all'Hotel Terme con la barba malfatta nei giorni precedenti, sempre con dei rasoiacci di plastica, ho pensato bene al volo di usare questi nuovi Gillette con la strisciolina azzurra che radono un po' meglio, tagliano un po' di più del niente che tagliavano quelli prima, e quindi mi appresto a fare una barba recente. Io mi auguro stiate bene. Lo Schoolman lo riprendiamo, abbiamo detto, il nostro pre-barba in crema, ecco, vedete, molto fluido. È un profumo mentolato, buono. Massaggiamo il viso, prepariamo una rasatura rapida. Oggi non leggerò, non mi sono procurato il foglio, l'ho letto online, non ho niente di cartaceo da potervi proporre, per vostra fortuna, ecco, perché effettivamente tante volte la lettura va a rendere un po' prolisse le mie rasature. Come state? Mirko Falà, Lucio dal 13, Marco Marotti, Fulvio, Davide, Riccardo, Fabrizio, tutta la squadra. E saluto anche Francesca, che mi ha detto, una giovane follower che ha seguito e trovato il mio canale, non abita in Italia, è figlia di un carissimo amico che saluto con affetto naturalmente, sperando che si diverta a vedere un format prettamente maschile, magari proprio non di suoi coetanei, ma insomma diciamo che anche le nuove generazioni devono prendere qualcosa dalle passate come abbiamo fatto noi. E quindi andiamo a raderci rapidamente, come abbiamo promesso, con un tubo di Omega che era nella scatola di Vincenzo Pitrelli, che saluto affettuosamente. Proverò anche il tuo Kakashi Soap, Vincenzo. C'era nella scatola tra le tante cose da fare, ed è questo, è la crema da barba all'olio di eucalipto. Vedete, è un tubo, io non l'ho mai visto in giro, sicuramente esisterà, e visto che è una morbida, possiamo non montare, usiamo il pennello già messo in acqua di vegetazione, che era un vecchio Omega degli anni 90, in setola di tasso ormai cedevole, come vedete diventa un po' un fungo, se faccio così non è che sia proprio il massimo per farsi la barba, ma ci sono affezionato più che altro per il manico, realizzato e sostituito quando si è rotto l'originale in resina Omega da Riccardo Tonarini in ebano del Gabon. Non voglio ripetermi, andiamo, mentre lasciamo che lo Schoolman prepari la nostra rasatura domenicale. E interessante ieri il meeting, diciamo, c'erano 6 ministri che hanno partecipato il giorno prima, io non c'ero perché lavoravo, scusate, non vi faccio vedere come spremo il tubetto semplicemente perché se lo tengo in mano non riesco con una mano sola a schiacciare come vorrei. Non è rimasta tanto, speriamo che mi basti. Matteo Salvini, che la sera prima, proprio nella cena di gala offerta da Bruno Vespa all'hotel, alla fine della serata avrete letto su Repubblica, ha preso sotto braccio Elisabetta Casellati, Alberti Casellati, ex presidente del Senato, e alzando al cielo un bicchiere di vodka ha detto andiamo a Mosca. Questa è stata la grande fregnaccia sparata dal ministro. Scusate, cerco di nel frattempo fate una gavada, non si può fare questo lavoro, non fatelo a casa, cerchiamo di spargere, non cerchiamo di montare in face lettering creme che non conosciamo, perlomeno pensiamo a quello che facciamo e andiamo a, è anche poco bello da vedere, e andiamo a montare in viso questa crema sperando che, ecco, da qui a un po' si sprigioni quel profumo di eucalipto che vi ho promesso. Quindi viva la pace, viva Trump da parte di Salvini,
Ieri sono sfilati Gilberto Picchetto Fratin, ministro dell'ecologia e della sicurezza energetica, ministro dell'ambiente, scusate, e della sicurezza energetica. Tra parentesi, salto all'indietro, mentre mi recavo a Saturno è arrivata la notizia che è morto Fulco Pratesi, che storico leader e fondatore del WWF, una volta non volle uccidere un'orsa perché aveva in grembo alcuni piccoli. Divenne un famoso assurse ultimamente, negli ultimi anni, l'onore della cronaca perché raccontò che lui era nemico della doccia e si lavava una volta alla settimana e le mutande le cambiava proprio quando probabilmente sentiva mordere. Quindi un personaggio. Andiamo a aggiungere un po' d'acqua al nostro pennello in puro tasso Omega Vintage, vediamo se è sufficiente. Quindi personaggi che chiudono un'era, ecco, Fulco Pratesi era uno di loro, a 90 anni ci ha lasciato. Quindi Picchetto Fratin ha parlato di nucleare, a un certo punto è riuscito anche a coniare il femminile di successore, ha detto la mia successrice è riuscita. E poi parlando di Enel, dei progetti, ha detto che è stata creata, anziché una new co, forse voleva parlare di Coco Chanel oppure di Coco Co, voleva parlare un po' di lavoro, un po' di contratti. In realtà non è nuovo a questi scivoloni in italiano piuttosto divertenti, comprese le sue pennichele in Parlamento, ripreso più volte dalla troupe di propaganda live a dormire sugli scranni del governo. Ma al di là di questo hanno parlato anche il ministro Giuli, il ministro della cultura, accompagnato oltre che dal direttore della Pinacoteca di Brera, anche da un storico, diciamo, calabrese che si chiama Bovalino, e dalla brava direttrice del Museo del Vittoriano di Palazzo Venezia, Edith Gabrielli. Se volete si trovano tutti gli interventi, e hanno parlato di intelligenza artificiale applicata al settore della cultura. Nessuno ha avuto il coraggio e non davano la parola al pubblico, se no ha alzato il dito lanciando uno strale contro la deriva del cinema italiano, perché si parlava di fondi, di tax credit, di film orripilanti che vengono finanziati per produrre delle produzioni di bassissima qualità. Presente anche la direttrice di Cinecittà. Quindi insomma era un parterre abbastanza interessante. Hanno parlato anche Nello Musumeci, ministro del mare, anche presente il direttore del museo di Reggio Calabria, dove sono custoditi i famosi bronzi di età ellenistica che sono stati richiesti da moltissimi musei nel mondo, ma che finora nessuno ha avuto il coraggio di abbandonare o perlomeno di autorizzarne il trasporto. Sono messi in sicurezza, io non ho mai visto a Reggio Calabria questo museo, mia sorella lo visitò forse 35 anni fa, mi disse che era una stanza con questi due mammozzoni, forse adesso è stato fatto qualcosa di meglio, bisognerà che mi appropinqui prima o poi alla Calabria, mi avvicini alla Magna Grecia e vada a visitare questa meravigliosa opera. Ha parlato anche Fürstenberg Fassio, presidente di Banca Ifis, mecenate dell'arte, che ha recuperato molti busti e statue di Antonio Canova che verranno a breve esposti in una smitragliata, in una galleria, per l'appunto alla Galleria di Brera. Poi ha parlato il ministro Locatelli della disabilità, ma io poi ero già ripartito verso casa e quindi non ho partecipato all'ultimo intervento. Sempre interessanti questi focus. È anche intervenuto il governatore Eugenio Gianni della regione Toscana, che non penso che si ricandiderà, o meglio spero che non si ricandidi. Querelle sul rifacimento dell'Aurelia bis, la statale di 4 corsie che va da Rosignano, dove finisce la barriera, fino a Tarquinia, quindi c'è una terra di nessuno in cui quando è arrivato a Orbetello siete costretti a viaggiare 60 all'ora. Quindi insomma siamo al Medioevo e quindi non si è mosso granché. Ecco, però è interessante capire la postura. Anche presidente, non ricordo il nome, un italiano di Philip Morris International, base Europe, che ha parlato di queste bustine di tabacco che si mettono sotto la gengiva per suggere della nicotina purissima, perché loro hanno fatto un impianto a Crespellano, avete visto con l'uscita della 1 dopo Modena Sud e prima di Bologna, c'è l'uscita e Valsamoggia, ne abbiamo parlato un po' di tempo fa, hanno beccato un sacco di miliardi questi qui per fare questo impianto, ma anziché produrre sigarette producono qualcosa che aiuti la gente a smettere di fumare. Già una multinazionale come Philip Morris che aiuti la gente a smettere di fumare quantomeno ingenera in me il sospetto che ce lo stiano mettendo nel gnau in qualche modo. In ogni caso non fumate, che fa male. Anche io ho dovuto abbandonare il sigaro per le mie cure dentali, l'amato toscano che fumavo, o meglio il Mosi, il moderno opificio del sigaro italiano tanto caro a Oscar Giannino. Ma andiamo avanti nella lavagna mentre vediamo con che pezzo ci raderemo oggi. Una usatura easy, veloce, semplice, nera,
Black Razor che vuol dire questo, il plasticone. Abbiamo parlato di Kavim, il cino rasoio economico che ha dato una buona risultanza sulla barba con le sue lamette associate che mi sono state inviate gentilmente dalla casa. Io ho parlato che era un po', diciamo, il parente di questo rasoio, che è un manico appesantito un po' artificialmente, vedete, da queste parti più chiare che vedete qua sotto, perché è un rasoio molto leggero. Anche il Kavim lo è, 45 grammi mi pare, quindi questo in 2 pezzi non è neanche il posalama, la cosa più semplice da portare nel famoso treno, nella famosa cuccetta. Avete letto e sentito le cuccette nell'indagine di report della scorsa settimana, dove il governo ha speso, non so, 3,5 milioni di euro per fare dei treni nuovi. Forse sto esagerando in basso, che ne ha spesi molti di più, per far viaggiare i turisti da Roma a Cortina. Immaginate, in treno saranno 650 km con delle cuccette lussuosissime. Ecco, potete, anziché scendere con la barba sfatta e fare i dandy, non a Cortina, perché il treno non arriva a Cortina, arriva a Pieve di Cadore, passatemi, e poi con un pullman dovete andare a Cortina. Prezzo del biglietto 600 euro, hanno incassato 30.000 euro, hanno speso 3,5 milioni. Vergogna, vergogna, vergogna a Daniela Santanchè. Bene, oggi ci raderemo con delle lamette egizie, Shark, eccolo qua, il mitico squaletto, made in Egypt. Andiamo a vedere qua, sono belle le bustine, mi sono sempre piaciute perché sono gialle, sono simpatiche, sembrano delle gomme da masticare, un po' di cola, mentre sullo sfondo abbiamo Radio Centrale, una radio di Reggio Emilia. Noi facciamo la pubblicità nessuna cola alle piccole radio provinciali che però hanno l'ardire di essere in streaming, quindi ascoltabili o su app o su tutte le radio internet in commercio, come quella che sto ascoltando, la mia Revo Axis, radio inglese. Questa è una persona economica, l'Axis Economic, ma ce ne sono di molto belle. Andiamo a chiudere questa lama assestandola, come avete visto, non ve ne ho fatto menzione, sui 2 dentini che servono a tenerne ferma la posizione. Eccolo qua, ve li faccio vedere. Andiamo a serrare. Sono stati realizzati dalla Wilkinson, produttore di questo rasoio, delle zigrinature, come vedete qua sui bordi, perché serve in sicurezza per tenere fermo e serrare il manego e fare, stringendo bene, uscire la parte di esposizione di lama che non è esagerata, che è questa che vi faccio vedere, ma che sempre è un buon compromesso di economicità. Un rasoio così con le sue lamette costa in qualunque supermercato non più di 10 euro, ne costava 8, e ho aumentato bene l'attacco, rapido, vedete. Certo, ho scelto proprio un downsize, una Shark su un Wilkinson di plastica. Non è che, ecco, forse fa inorridire i rasatori più esigenti con i loro Tatara Maramuse o Tatara Musumeci, come si chiamano, lato fresco del rasoio. Dopo avere usato la parte destra, che io chiamo destra, che può essere sinistra essendo chiaramente ambidestro, giro e parto e proseguo nel taglio che deve essere necessariamente easy, perché come ben sapete io sono un fautore della rasatura parlata. Io non riesco a stare zitto mai, forse quando dormo, quando mangio, poi ancora, e mentre mi faccio la barba parlo, quindi mi si muove il viso, come vedete, e quindi ho bisogno di essere agevolmente assistito da un rasoio che mi consenta questo genere di attività. Se voi muovete la pelle mentre vi radete, la pelle non è che riesca a seguire. Non è il gommista in guanti rossi, ve lo ricordate? Il gommista in guanti rossi, meraviglioso, una delle grandi pubblicità mai studiate dai creativi. Bene. E mentre vi parlavo, prima Susan Vega e Miss Luca, adesso la radio sta diffondendo Madonna Celebration. Vedete che se seguite il canale Domenica Che Barba potete tornare in contatto con dei pezzi degli anni 90, ricordare che cosa e come eravamo, vecchissimo format radio televisivo. Cominciamo a bagnare per il secondo passaggio, quindi ci portiamo in pole position, come diceva Dogui, grande amico di Teo Teocoli, che ha compiuto, mi pare, 80 anni, correggetemi se sbaglio. A proposito di corrigetemi, che lo disse Wojtyla quando venne eletto al Soglio Pontificio, Papa Francesco lotta con la sua polmonite, pare che stia in forma discreta, a volte sì, a volte no. Secondo passaggio, molto bene, devo dire, l'Omega che sto utilizzando. Questi prodotti sono fatti con sentimento.
Omega è un must nella produzione di pennelli e di prodotti per rasatura, ce lo fa da milioni di anni, insegue la ProRaso, o meglio si inseguono, magari sono anche parte un po', non dico dello stesso gruppo, ma della stessa filosofia. Quindi il secondo passaggio è molto gradevole, sprigionata la sua nuance di resina di pino, ecco, quindi il vostro viso sicuramente quando in questa domenica, che voglio immaginare quantomeno solamente un po' coperta e non piovosa, vi potete recare per un torroncino nella gelateria, nella cremeria della vostra città, o magari una fetta di torta, una fetta di panforte. Andiamo a bomba. Forum e masseria, ne ho parlato. Borsettate della Santanchè, avete visto Daniela Santanchè che ha esposto la sua Birkin al posto dello scranno di Giorgia Meloni, lasciato libero perché Giorgia Meloni non si fa vedere in queste occasioni. Ha parlato della sua filosofia attacco 12, abbiamo parlato di tutto questo, non voglio dilungarmi né ammorbarvi. 3 miliardi per il caro bollette sono stati tirati fuori dal governo per far fronte alle bollette raddoppiate, il gas è aumentato del doppio negli ultimi anni e l'Italia dal 25% di rinnovabili è arrivata soltanto al 35%, mentre la Spagna al 60%, quindi lotta tra rinnovabili e tra energie nucleari. Pichetto Frattini ha detto ieri che nel 2030 avremo il nucleare, però anche a destra c'è un pochino di dubbio su questa cosa qui, quindi ci sarà da dibattere moltissimo, prepariamoci a parecchi scazzi sull'argomento. Musumeci, tesori del mare, l'abbiamo detto, il generale Vannacci pareva fosse candidato alla regione toscana, forse ha declinato, non sa ancora, è ancora da vedere se sostituirà per l'appunto Eugenio Giani. Il figlio del brigadiere D'Alfonso, che fu ucciso durante la liberazione di Valerino Gancia negli anni 70, la cascina spiotta di Alessandra, quando venne arrestato Renato Curcio e uccisa la sua compagna Mara Cagol, venne ucciso un brigadiere che perse un occhio, poi morì. Il figlio sono 50 anni che aspetta giustizia, perché in quella vicenda c'è qualcosa che non è chiaro. Assolti tutti i dirigenti del disastro di Pioltello, vi ricordate quel giunto che saltato le due rotaie, ha fatto partito un vagone, sono morte decine di persone, non mi ricordo 15 persone, una roba folle, una strage, tutti assolti i dirigenti, tranne il tecnico che l'ha preso ovviamente in quel posto e si è assunto tutta la responsabilità. Un mangiafuoco ustionato l'altra domenica, mentre noi ci facevamo la barba, in un carnevale a Fiano Romano. Bene, fate attenzione a fare certi mestieri da strada, gli avrà preso fuoco la barba, perché noi immaginiamo il mangiafuoco con la barba. Contropelo, Wilkinson Classic arredato con una Lama Shark, bene. Questo è Max Gazzè, e questo è un pezzo grandissimo, mi permetto, se l'algoritmo non mi blocca il video, questa qua è favola di Adamo ed Eva, vi lascio solo l'incipit, poi andate a cercarvi e riascoltatevi questa. Bene, abbasso perché sicuramente ho già esagerato, sicuramente ci sarà la violazione del copyright, ma visto che io non monetizzo, non mi interessa. E andiamo avanti. Contropelo terminato, bellissimo. Andiamo a completare il secondo passaggio. Scusate se quando mi rado le parti mi guardo nello specchio non mi vedete, perché lo specchio ce l'ho montato in una posizione dentro il mio armadietto Ikea nel bagno di casa. Bene, molto bene il secondo passaggio. Nello specchietto retrovisore possiamo andare ancora a vedere gli esteri, che sono forse la parte più importante. Lite Trump-Zelensky, l'avete visto in sala ovale, bullizzato anche da J.D. Vance, poliziotto buono, poliziotto cattivo. Mai successo con un vicepresidente parlarsi insieme a un presidente, l'hanno fatto apposta per smutandarlo in diretta mondiale. Oggi si riuniscono a Londra i 27 e Giorgia Meloni ha avuto anche un bilaterale con Starmer e ha sentito anche Trump in occasione di questo incontro sulla difesa comune europea. Speriamo in bene. Starmer è 27 per l'appunto. Merz eletto cancelliere tedesco quel sabato e domenica in cui ci facevamo la barba. Merz poi ha vinto col 29% contro il 20% dell'AfD. Alternative für Deutschland di Alice Weidel, portata avanti anche da Elon Musk, che sogna un governo sovranista nella Germania, unica strada per lui per riprendere vita in un'economia devastata dall'inflazione e dal caro energie. E la gold card inventata dallo stesso Elon Musk, cioè dal governo americano, cioè chi vuole fare il paperone ricco, andare a vivere in USA deve sborsare
5 milioni di dollari e poi vi fanno entrare, piccola tassa d'ingresso, mentre ancora strani dubbi sulla morte nella casa di Santa Fe di Gene Hackman, attore americano, e della sua signora, morti insieme al loro cane, pareva per una esalazione di monossido di carbonio, in realtà non c'entra niente. Lui aveva un pacemaker che ha rilevato l'ultimo battito del cuore registrato il 17 di febbraio, quindi era morto 9 giorni prima del ritrovamento dei corpi. Grande mistero, andremo a vedere cosa capiterà. Andiamo a fare il terzo passaggio. Certo, voi vedete che farsi la barba, se non si approfondisce, se non si leggono i quotidiani, se non si danno dei consigli, se non ci si dilunga nella polemica, può essere fatta anche in, credo mezz'ora, neanche. Adesso sono circa 20 minuti, credo, più o meno, possibile, vabbè, che mi sto radendo, e quindi siamo assolutamente in tempo. Questo è il velo da sposa che andiamo a stendere sul nostro viso per questa rasatura domenicale. Ottimo anche il buffet, ecco, segnalo, alle Terme di Saturnia. Chiaramente c'era Calenda alla sera, come la sera prima c'era stato Casellati con Salvini, ma io alla cena di gala, non essendo neanche acchittato né invitato, a dire la verità, a questa cena dove il dress code è la prima cosa, non mi sono soffermato. Chissà cosa ha bevuto Calenda, nessuno lo sa. Andiamo a riprendere sui giornali, sui media magari qualche notizia, però ha bevuto un cordiale o magari anche un succo d'ananas, qualcosa di analcolico, perché in queste cose di alcol ne scorre sempre fin troppo. Presente anche il presidente del CNEL, Renato Brunetta, e anche il presidente di Confartigianato, tutti ben pettinati, ben azzimati, con mogli e assistenti al seguito, invitati il giorno prima, il venerdì, su sabato, a dormire, chiaramente a spese di Common and Partners, società romano-milanese che organizza eventi istituzionali. Molto grande il parterre degli sponsor di Casa Vespa. Vi informo anche, per chi non lo sapesse, che il figlio Alessandro, presente in sala, pranzava nel tavolino, nel tavolo del ristorante, nel brunch, nel lunch time con la moglie, ha avuto una bambina da 2 mesi, quindi auguri ad Alessandro Vespa, il vespaio aumenta. Portatevi l'autan, direbbe il mio amico Fabrizio, che saluto con affetto in questa meravigliosa battuta partorita da Lanzarote. Bene, i passaggi multipli non andrebbero fatti, facciamo degli obliqui piuttosto, per dare ancora un momento di divertimento, perché farsi la barba in 30 minuti è veramente un 25 e poco, e per la domenica il tempo non deve essere tiranno, quindi posso dirvi soddisfacente il setup di oggi, niente da dire, considerato che appunto ieri era stata fatta comunque la barba. Quindi se volete un rasoio pronto, rapido, Wilkinson Classic, eccolo qua, il plasticone, chiamato così in maniera immeritata, perché effettivamente un ottimo rasoio con un ottimo bilanciamento nonostante i pesi potenza ridotti dalla sua struttura, per l'appunto di plastica. Mi sciacquo con acqua fresca via tutte le pelli morte, le molecole, tutto quello che non ci deve stare, deve andare nel lavandino. Andiamo a prendere l'asciugamano, che oggi non è color torto, era sempre un fiorame, orgoglio delle tessiture italiane, non lo so, vi faccio vedere questo asciugamano meraviglioso, vedete, non è proprio una roba da tutti, si vedono i fiori, eccolo qua, guarda, una farfalla, ecco, questo è l'orgoglio del nostro artigianato. Andiamo a tamponare pensando a un aftershave. Verrà beatificato Alcide De Gasperi, storico trentino, capo della Democrazia Cristiana, fondatore del più grande partito cattolico. Pratica che prevede fascicoli per 22.000 documenti. Dovremo il beato De Gasperi. Bene, beato lui, cosa si può dire? Meglio di così. Quella classe dirigente era una classe dirigente di altissimo livello, chiaramente, rispetto a quella che anche solo ieri ho potuto ancora una volta constatare. Con cosa ci improvviso dagli Stati Uniti, amicizia DC, De Gasperi, USA, questo prodotto antico, sì, perché degli 80-85, Elizabeth Taylor Passion Aftershave, la passione di Elizabeth Taylor, in questo monolitico flacone elegantissimo, con una uscita spaventosa che se lo giro senza il dosatore mi faccio letteralmente la doccia. È un aftershave old style, trovato qui, vedete, piuttosto denso, piuttosto intenso, molto buono. Però questo è veramente un tuffo carpiato all'indietro nelle acque calme delle rasature degli anni 90,
pensate prodotto negli Stati Uniti, questo è quindi un vintage, io lo uso perché non tengo le cose lì per guardarle, perché voi dovete sapere che tutto quello che è stato frutto del genio italiano del Novecento, anche nella bellezza, nell'uasire e anche nella profumeria, è qualcosa che vale molto oggi, visto che un profumo così non lo venderebbero più, non per il suo costo, non era esorbitante, comunque era un certo tipo di prodotto, ma non lo venderebbero più per il suo tipo di aroma, diciamo, di nuance, per il suo tipo di approccio, anche se molti profumi sono rimasti storicamente, ho sciacquato la mano perché se adesso io vado a pranzo perché è praticamente quasi l'una e tocco qualunque cosa da mangiare con questo prodotto, sentirò il profumo al posto del cibo, che non è proprio una cosa gradevole, quindi sciacquatevi sempre le mani se avete fatto lo splash, non se usate le pompette naturalmente, prima di andare a tavola, perché a voi piace, a noi piace, ma c'è qualcuno che lo potrebbe non gradire dopo la barba, subito a tavola il profumo di dopo barba. Io con questo vi saluto, vi ringrazio, vi auguro una buona domenica da Andrea e da domenica che barba, ciao!